terzo posto in classifica. Come detto, partiamo però prima con i roster a disposizione dei due coach. Il coach Phil Melillo, quarto Gilmore, 5 Ruggero, 8 Van Dorp, 10 Atruia, 13 Boni, 14 Lockhart, 15 Guarasci, 16 Shepard, 17 Mannion, 20 Fogliera. Per la Virtus Aeroporti di Roma ci sono con il numero 5 Antinori, 6 Sellers, 7 Allen, 8 Tonolli, 9 Righetti, 10 Spill, 12 Marcaccini, 13 Nicolai, 15 Monti, il 20 è Max Minto. Dirigono la gara i due arbitri agli opposti, se vogliamo, dal punto di vista geografico, il lombardo Sergio Borroni e Giovanni Di Modica, siciliano della provincia di Ragusa. Punteggio che ha visto aprire le marcature con un canestro da 2, neanche a dirlo, di Mario Boni, ex di questa partita, come ce ne sono diversi, soprattutto nel Roseto, giocatori che hanno già militato nella formazione romana, ovvero Stefano Atruia, che insieme a Gilmore, Lockhart, Boni e Guarasci compone il quintetto della formazione abruzzese. Risponde Roma con Allen, Righetti, Marcaccini, Tonolli e Sellers. Dicevo degli ex, Atruia e Boni sono in campo oltre a Lockhart. Questi ultimi due hanno giocato solo poche stagioni fa con la maglia giallorossa, sempre alla guida di Attilio Caia. Stefano Atruia invece circa una decina d'anni fa, poco meno, con la maglia del Messaggero. Intanto un bel passaggio in area di Marcaccini per Rode Sellers, inchioda la schiacciata. I primi due della partita per la Virtus Roma hanno la firma del pivot americano, l'altro ex della gara è in realtà in panchina con la formazione abruzzese, ovvero Phil Melillo, il coach ex Verona. Intanto Boni realizza e subisce il fallo di Giancarlo Marcaccini, che frana sull'ala di Codogno e crea quindi anche il tiro libero supplementare per l'ex stella della Virtus Roma, con un passato, ricordiamo, soprattutto a Montecatini. Proviene dal campionato spagnolo, ma ha giocato anche in Grecia con l'Aris Salonicco, forse le sue migliori stagioni, le più significative della sua carriera dopo lo stop imposto dal doping per 2 anni quando militava con Montecatini. Dicevo appunto dell'altro ex, Phil Melillo, ha allenato come staff tecnico, non come capo allenatore, la Virtus Roma, all'epoca sempre del Messaggero, del gruppo Ferruzzi, mentre evento quasi unico Mario Boni sbaglia un libero. Ma ha giocato soprattutto con la maglia non della Virtus, anzi sì, anche della Virtus Roma in un'epoca molto lontana, circa metà degli anni 80, come cambio del playmaker titolare, già vogliamo dire a fine carriera da giocatore. Phil Melillo, che è arrivato a Roma da giocatore comunque nel momento in cui erano arrivati gli oriundi nel nostro paese, è arrivato nella formazione romana bianco-azzurra, l'Eldorado Lazio dell'epoca. Ha giocato alcune stagioni di alto livello sicuramente, poi la sua carriera di giocatore si è sviluppata soprattutto tra Rieti e la Sardegna. Intanto c'è ancora un fallo subito dalla difesa, anzi dall'attacco romano, e a subirlo credo sia Mario Boni. Primo fallo per l'ala di Codogno. Molti i motivi di questa partita, come dicevo in apertura, sicuramente la classifica, 16 punti per ambo le formazioni, non ci sono sconfitte casalinghe, pensate, per questa squadra di Roseto, che sicuramente è una delle squadre da neopromossa, quella che sta meglio facendo le cose in questo avvio di campionato, in questo campionato che sta per avviarsi fra l'altro la sua fase conclusiva con questo tour de force natalizio. Dicevo il motivo della classifica, certamente la Cordivari da neopromossa si è collocata ormai stabilmente alle spalle della formazione bolognese, delle formazioni bolognesi, quindi condivide, come dicevo, con Roma e con Pesaro la terza posizione. A parte questo motivo di classifica e la presenza di molti ex, certamente per Roma il problema principale sarà dovrebbe essere chiudere il principale tiratore, il principale cannoniere del campionato, che è Mario Boni, che segue soltanto come media punti, ma ha realizzato di più Vincenzo Esposito. Tutti i giochi, praticamente quasi tutti i giochi della formazione abruzzese sono costruiti per un tiro di Mario, quindi sicuramente il problema principale per la Virtus Roma, che ricordiamo comunque non più di 2 giorni fa aveva espugnato una partita della quale parleremo magari anche più avanti, è andata a vincere sul campo dei campioni d'Italia della PAF Bologna di 1 punto dopo un tempo supplementare. Magari affronteremo più avanti questo argomento. Intanto un tiro da fuori ancora sbagliato però dall'angolo per Alessandro Tonolli, poi in velocità Gilmore tenta di raggiungere un pallone che correva veloce più di lui, ed è tutto dire, perché comunque il playmaker numero 4 è davvero uno dei più veloci giocatori del nostro campionato, è arrivato con buone credenziali, sta confermando tutto il suo valore davvero questo ragazzo. Ricordiamo che peraltro Roseto è anche al centro della vicenda Shepard, ovvero
del tesseramento del terzo giocatore extracomunitario e ha aperto un caso sicuramente al campionato iniziato che la Lega e la Federazione hanno parzialmente risolto, hanno così accettato il giudizio e la sentenza del Tribunale di Giulianova, consentendogli a Shepard di giocare, ma inserendo anche un'ulteriore clausola, ovvero soltanto 2 extracomunitari contemporaneamente in campo, quindi per ora ci sono Lockhart e Gilmore nel quintetto di Phil Melillo. Intanto l'attacco romano si torna fuori da Jerome Allen, eroe della partita di Bologna, si va da Sellers in basso, 1 contro 1 su Lockhart, prova fisicamente a liberarsi, poi prende la stoppata di Guarasci, ancora rimbalzo romano, seconda stoppata, convalidato il canestro però a Giancarlo Marcaccini, che aveva trovato la palla vagante sulla prima stoppata, quindi ottimo il californiano, arrivato a 4 punti, anzi no, sì, i primi 2 punti per Giancarlo Marcaccini. Quindi ci troviamo ora nel punteggio di 6-4 con il vantaggio quindi di Roma di 2 punti, ma c'è Mario Boni ovviamente che va a prendere l'iniziativa sul fondo, il tiro è un po' forzato, ma non è il primo che Mario quest'anno forza, vincente peraltro con un buon canestro, trova però un fallo della difesa, la formazione maglia nera o verde, e quindi ancora rimessa dal fondo. Ovviamente non c'è ancora situazione di bonus dalla parte romana, però, perché da parte di Roseto comunque sono già stati valicati i 4 falli di squadra. Atruia ora nelle funzioni di playmaker, l'ex giocatore anche della K10 oltre che di Milano, arrivato a stagione in corso proprio dalla formazione dell'Olimpia Milano. Intanto va dentro lo scarico dall'altra parte verso Gilmore, che ha molto spazio per tirare, esce bene Tonolli su di lui, ma ci sono 3 punti per il playmaker nativo dell'Ohio, che insacca la sua prima bomba della partita, riporta in vantaggio ancora Roseto con un punto, 7-6, 6-20 alla fine del primo periodo di gioco. Sellers in basso va a scaricare ancora fuori per Marcaccini, ancora lo scambio fra i 2 americani da 3 punti, Marcaccini risponde bene al tiro da 3 punti di Gilmore con una bomba pesante, perché riporta ancora avanti di 2, partita che è iniziata certamente con alto equilibrio anche nelle tifoserie, più o meno distribuito il chiasso del pubblico. Ancora 3 punti per stavolta Stefano Atruia. Roseto non si è distinta in questo campionato per i tiri da 3, soprattutto tira molto poco. Marcaccini ci riprova ancora una volta, non è certamente timido per eseguire il tiro da fuori, poi la palla torna comunque dentro al centro del campo, la raccoglie per primo il più lesto in campo in questo momento perlomeno, ovvero Jerome Allen, che gioca ancora ai 24 secondi da il gomito della lunetta, va a realizzare, anzi dalla punta della lunetta, va a realizzare dai 2 punti ovviamente Alessandro Tonolli. Vantaggio in altalena, ora è +1 per Roma, 11-10, 5-25 al primo riposo di gara. Atruia esce in angolo per ricevere Mario Boni, l'intercetto di Giancarlo Marcaccini, che ovviamente ha le mani piene in difesa, controllare Boni, questo è ovviamente l'ABC di questa partita per Attilio Caia. Dicevo dei tiri da 3 punti, si tira Maluccio contro la formazione di Roseto, che concede davvero poco, da 3 punti ne concede soprattutto molto pochi, perché comunque ne concede soltanto 197, ne ha concessi finora 197, l'unica formazione a concedere al di sotto dei 200 tiri dai 3 punti, quindi comunque invita in un certo senso a tirare dall'interno dell'arco, anche perché ama giocare in velocità questa squadra, soprattutto con la coppia di guardie play che si ritrova ovviamente Atruia e Gilmore in questa occasione in campo nel quintetto di partenza per Melillo. Sono chiaramente 2 giocatori di velocità e questo è il territorio di Attilio Caia, quindi la partita da questo punto di vista è faccia a faccia, perché anche la formazione di Roma ovviamente, come da 5 anni e mezzo a questa parte, ama andare in velocità, ama correre a tutto campo e essere poi molto aggressiva in difesa. Le percentuali di tiro concesse sono in perfetto equilibrio per quanto riguarda le percentuali da 2 punti, un po' altine, 54,9 da 2 concedono queste 2 squadre agli avversari. Roma è andata un po' migliorando in queste ultime partite, soprattutto la partita di Bologna ha concesso poco più del 45% alla PAF, anche se ha tirato peraltro molto male lei stessa, non è arrivata, ha superato di poco il 40% dai 2 punti sempre, quindi anche tirando male Roma è riuscita ugualmente a spugnare il campo dei campioni d'Italia. Palla persa per Roseto in attacco, primo fallo offensivo per l'ex giocatore della Virtus Roma, ma arrivato tanti anni fa in Italia nella formazione di Modena, Jan Lockhart. C'è Allen che sfrutta il blocco di Sellers, va a trovare un ottimo scarico per Tonolli, che ha problema di commettere infrazione di passi. Secondo Borroni, siamo d'accordo con l'arbitro della provincia di Milano, e quindi occasione sciupata da un lato e dall'altro. Si resta con il punteggio fermo sul +1 per l'ADR, 11-10, 4,54
alla fine del primo periodo, primi 10 minuti di gioco, come dicevo, nel perfetto equilibrio. Guarashi in campo come secondo lungo, l'italo-canadese che benissimo ha fatto in questo avvio di campionato, ma bene aveva fatto anche durante le Olimpiadi di Sydney. Per un attimo il Canada è stato durante la fase di qualificazione anche la squadra di rivelazione del campionato, con soprattutto delle Olimpiadi, con soprattutto il successo decisivo poi nella strutturazione delle Olimpiadi successivamente, il successo ottenuto dal Canada di Guarashi contro la Jugoslavia. Intanto a Truja si guadagna 2 liberi, che non sbaglia il playmaker triestino, un passato come detto a Roma con una vittoria anche in Coppa Corac per lui nel 1992, poi ha giocato anche a Pesaro fino allo scorso anno, ha giocato in Fortitudo dove ha vinto anche una Coppa Italia, ha giocato una finale scudetto. L'errore intanto del triestino, il secondo errore, ha prodotto comunque il rinvalso offensivo per i verdinero. Da 3 punti Gilmour va a realizzare una bomba pesantissima, si alza una metà del palazzetto a esultare per questo canestro che ancora dà 3 punti di vantaggio agli ospiti. 4:20, Jerome Allen, doppio blocco alto per favorire il playmaker di Philadelphia, esce Righetti ma non riceve, tiene il palleggio aperto ancora contro Gilmour, va a ricevere Righetti che va in 1 contro 1 a sinistra, lo contiene bene il piccolotto, poi il pick and roll funziona bene con Sellers, schiacciata, gioco alto-basso fra i lunghi romani, grande inchiodata per Alessandro Tonolli, buona giocata, bravo Sellers aver intuito il flottaggio difensivo della formazione ospite, e poi è arrivato ottimo il taglio del capitano della Virtus Roma. La palla va asciugata, ovviamente la tensione dell'impianto, delle molte presenze di pubblico stasera, ma anche la tensione dovuta all'umidità forte che c'è anche esterna qui stasera al Palazzetto dello Sport, probabilmente produce delle chiazze di sudore sul pallone. Gilmour sfrutta il blocco di Lockhart, riapre fuori l'intercetto sul passaggio orizzontale di Marcaccini, era destinato a Boni, ovviamente il passaggio. Boni è fermo, almeno come tiri tentati ultimamente da un paio di minuti, perlomeno da 3 minuti circa, è fermo a 4 punti, l'ultima conclusione è andata fallita dalla lunetta, va a servire un ottimo passaggio in aria che pesca Lockhart in agguato dentro l'aria. Lockhart e Guarashi figurano tutte e due nella classifica dei primi 20 rimbalzisti nell'ultima gara giocata. Per quanto riguarda i rimbalzi totali, dicevo, nell'ultima gara giocata in casa contro la Linatech Simola e vinta abbastanza agevolmente dalla formazione di Melillo, 10 rimbalzi a testa per la coppia di lunghi della formazione abruzzese. Ferma il palleggio Gilmour, poi lo scambio con Guarashi che serve ancora l'occasione per il blocco. Boni si va a liberare, poi il tiro è lungo, rimbalzo di Righetti che prova a spingere in velocità, si apre Marcaccini per la ricezione, va in fondo e va a subire, anzi a commettere sfondamento l'ala riminese. Probabilmente fischio indovinato da parte di Giovanni Di Monica, fischio indovinato perché Stefano Truja comunque aveva preso bene la posizione. Fischio di Modica e di Borroni che chiamano la sospensione voluta dalla panchina romana, ma c'è anche un fischio preoccupante sempre per la panchina romana perché comunque Righetti ha raggiunto la sua terza penalità. 3 falli quindi per Imenese, non sappiamo se alla ripresa dopo il timeout tornerà in campo oppure un esterno prenderà il suo posto. C'è Nicolai pronto e gasato anche del tiro che, come dicevo poco fa, ha dato il successo in overtime a Roma nella gara di un paio di giorni fa sul campo dei campioni d'Italia, gara che ha visto Roma superare di 81-80 solo per un punto, come dicevo, la formazione di Recalcati, sotto di 6 lunghezze. Pensate, durante i tempi regolamentari, a 1 minuto e mezzo circa dalla fine, Roma ha trovato la forza di raccogliere un 3+1 con Alex Righetti, poi rubare palla sulla rimessa successiva, rubare palla con Jerome Allen sul pressing a tutto campo. Poi Righetti ha trovato anche i 2 punti del pareggio definitivo in overtime, ha sfruttato qualche difficoltà, le paure, le molte paure e anche forse la oggettiva crisi, forse più che altro crisi fisica da parte della formazione di Recalcati, che ora è a 2 sconfitte consecutive da una vita. Probabilmente la PAF non partiva 2 partite di fila in campionato, peraltro non credo che molte formazioni potranno quest'anno battere 2 volte, come già ha fatto Roma, la formazione campione d'Italia, visto che comunque era stata già superata durante la semifinale di Supercoppa nello scorso inizio di ottobre. Quindi davvero complimenti al coach Pavese e ai suoi ragazzi per questo importante successo su tutti. Jerome Allen poco fa ha realizzato anche il canestro in contropiede, dicevo Jerome Allen davvero sorprendente per conduzione del gioco nella gara di Bologna. Intanto a Truja
va a forzare una penetrazione sul fondo e poi nel suo arresto va a sfondare su Tonolli. Ottima la palla recuperata quindi per il capitano. 16-15, doppio cambio per il coach americano di Newark per la formazione rosetana, quindi entrano Francesco Charlie Fogliera al posto di Lockhart e ovviamente uscendo Lockhart può entrare anche Jeff Shepard, l'ex Benetton con il numero 16, prende il posto di Stefano Truglia, quindi alza un pochino il quintetto, inserisce una guardia di ruolo togliendo il playmaker e affidando quindi la bacchetta di regia al playmaker titolare della squadra Gilmore. Shepard che si segnala subito per un fallo commesso su Juan Alberto Espill che poco fa, dopo il precedente timeout di Caia, era entrato al posto ovviamente di Alex Righetti in panchina, ai noi con 3 falli. Primo fallo intanto per Shepard, come detto c'è il bonus e quindi c'è in lunetta anche l'italo-argentino Juan Alberto Espill. Vediamo intanto alcuni realizzatori finora: 5 per Marcaccini, 4 Tonolli per Roma, questi i migliori. Dall'altra parte 6 per Gilmore, 4 a Tuia e 4 anche per Mario Boni, che ripeto è fermo da un po', anche se è presente in campo. Espill, seppur fra i migliori della classifica individuale dalla lunetta, va a commettere uno 0-2 preoccupante per lui al primo turno di esecuzione. Boni si alza subito da 3 e realizza Boni Mario Boni, che è quinto nella classifica dei tiri da 3 punti. A Roma davvero non aveva queste percentuali, sta tirando con il 47.1%, davvero percentuale altissima, con 85 tiri tentati durante questo campionato. Sono tanti davvero, è di gran lunga quello che tira di più fra i primi 30 giocatori della Serie A. Va a commettere infrazione di passi in partenza a destra Juan Alberto Espill, vantaggio di 4 per la Cordivari, 19-15, e rimessa quindi ancora per Jeff Shepard. Ora sono quindi 2 gli americani in campo più un canadese, anche lui comunque Guarasci di scuola americana, ricordiamo in Italia è arrivato alla Scavolini, un paio di stagioni molto positive per lui. Poi da quest'anno a Roseto, il tiro forzato da Shepard, ben chiuso la difesa romana, finisce sul secondo ferro. Allen gioca con Tonolli che poi finisce a terra, ma la palla resta nelle mani di Roma. Va ancora a commettere la seconda infrazione di passi consecutiva, probabilmente anche questa giusta. Stavolta Borroni ha individuato Marcaccini nelle infrazioni fallosa. 19-15, punteggio che rimane inchiodato con il +4 per gli abruzzesi. Charlie Fogliera, da una vita con la formazione di Imola, è arrivato quest'anno nella squadra di Melillo a dar manforte a un reparto che a dire vero è un po' leggerino sotto canestro, con Lockhart a fare i pentole e coperchi insieme a Guarasci. In panchina c'è anche il belga Van Dorp, mentre c'è la realizzazione ancora di Boni, credo, con anche il tiro libero aggiuntivo. Il fallo è del numero 6 Rod Sellers a lungo per la formazione ospite, incoraggiata ancora una volta, ripeto, dai circa 500-600 tifosi arrivati dalla vicina Roseto. Questa certamente per i rosetani è una delle trasferte più agevoli. Sono anche abbastanza fortunati, la Lombardia e la Emilia Romagna è molto vicina alla cittadina in provincia di Teramo. Comunque Roma è comunque una città che attrae molto, soprattutto durante questo periodo delle festività natalizie. Siamo al 30 di dicembre, quindi si ha anche l'occasione per passare il Capodanno qui nella capitale. Allen +6 ancora per la Cordivari, si ferma, scarica ancora il buon taglio per Tonolli, ma non se la sente andare fino in fondo. Terza palla persa di fila per Roma, questa volta è un fallo in attacco, ha preso bene posizione Jeff Shepard, occasione ancora sciupata quindi per l'ADR. E Caia davanti alla panchina si infuria, sta cercando anche di suggerire ai suoi di pressare. Comunque sono un po' distratti, certamente Caia forse sente anche la distrazione dovuta in parte da un punto di vista psicologico. Ci può essere una rilassatezza dopo un grande exploit come quello della vittoria sul campo di Bologna. Va dentro Boni sul fondo, si arresta, la marcatura di Tonolli è efficace ma non sufficiente per impedire il canestro all'ala di Codogno, che trova il suo 9° punto. Si era fermato a 4, poi la bomba di poco fa e ora ha anche il suo 9° con questo tiro dai 2 punti, quasi in doppia cifra, ultimi secondi del primo periodo di gara. Allen pick and roll che non si chiude con Sellers che porta ancora il suo blocco, poi la palla scuscia dalle sue mani. Fogliera ci prova da metà campo, il tiro è corto. Si chiudono qui i primi 10 minuti di partita, +8 per la Cordivari Roseto, 23-15 dopo un avvio in equilibrio a lungo sul finale per la squadra ospite. Fra poco con Rete Oro il secondo quarto di gara. Fin d'ora, dopo domani per chi è sugli schermi di Rete Oro, mercoledì 3,
alle ore 20:30 sempre ovviamente su Rete Oro, quindi non perdete quell'appuntamento. Intanto seguiamo questa gara che ha visto il secondo 4 aprirsi con un canestro da 2 punti per il capitano Tonolli. 23-17, errore al tiro per la Cordivari, rimbalzo di Marcaccini, quintetto invariato per Roma rispetto a quelli che hanno chiuso i primi 10 minuti di gara. Va fino in fondo, tenta lo scarico perlomeno Allen, l'ultimo tocco è nella stoppata di Francesco Fogliera. Cambio ancora per Caia, l'eroe di Bologna, Andrea Nicolai entra al posto di Giancarlo Marcaccini. Siamo pronti a scommettere che prenderà subito un tiro da 3 punti. Andrea Nicolai lo ha fatto già nelle 2 gare giocate qui con la maglia, non ci riesce perché ci prova subito, va a tentare un tiro e senza esito positivo, però Wanderbilt Spiel ovviamente scadevano i 24 secondi, doveva fare quel tiro. Gilmore tiene il palleggio aperto, chiama il gioco offensivo, si libera Boni sfruttando il doppio blocco dei lunghi che sono Guarasci e Fogliera, poi si ferma, si fronteggia stavolta col suo vecchio compagno di Montegadini, vecchio amico Andrea Nicolai. Bello sottomano per Jeff Shepard, ancora massimo vantaggio per gli ospiti, 25-17, Roma in difficoltà anche sotto la sua metà campo, nella sua metà campo difensiva. E Spiel apre il palleggio, lo scambia ancora con Allen, molta pressione sul playmaker ovviamente da parte di Gilmore che è ottimo difensore, prova a prendere coraggio Sellers, l'appoggio al vetro, trova 2 punti virando sul perno l'ottimo Sellers, 17 rimbalzi per lui nella gara contro la Paf Bologna, 18 in quell'occasione anche per Gregor Fuccica che forse è stato l'unico davvero ai suoi livelli, è immarcabile da parte dei giocatori romani, ma non è bastato come detto. Intanto sbuccia il pallone, intercetta per un attimo il palleggio di Mario Boni, anzi il suo arresto, il recupero del palleggio da parte di Nicolai, e quindi la rimessa comunque rimane con 10 secondi in attacco per la Cordivari e se ne occupa Jeff Shepard. Ha vinto anche un titolo nella NCAA Jeff Shepard con il suo college, la Kentucky University. Intanto va dentro Gilmore, lo scarico ottimo per Boni ma arriva prima il fallo di Allen che non lo tiene nella penetrazione. Allen è al suo primo fallo, dicevo di Shepard che ha avuto una carriera di college eccezionale, molto importante, certamente in un college molto importante come la Kentucky University con Ricky Pitino e Dean Smith come allenatori durante il suo periodo, e poi come detto ha vinto anche 2 titoli NCAA nel 96 e nel 98. Da 3 ancora Mario Boni e ora è il massimo vantaggio degli ospiti, 28-19, che senza sbagliare o sbagliando pochissimo dalla lunga distanza trovano 3 punti ancora che danno, come detto, il più 9 sul tabellone. Rimbalzo di Fogliera sul tiro da 3 sbagliato e forse tirato in maniera frettolosa da parte di Allen. 7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, dei primi 2 periodi. Gilmore, il palleggio su Allen, poi si butta dentro, si ferma, Fogliera ci prova dalla lunetta, il tiro è sbagliato, rimbalzo però ancora catturato dagli ospiti. Guarasci sbaglia un facile semigancio di sinistro, per fortuna romana, poi Tonolli scambia con Nicolai che andrà al tiro da 3, ci prova in allontanamento, è un canestro per Andrea Nicolai alla sua prima occasione di tiro concreta. Intanto dall'altra parte il tiro è corto per Gilmore, ma Boni raccoglie il rimbalzo da 3 punti, anche il suo è un tiro corto, rimbalzo stavolta è di Allen, partita in grande velocità, punteggio però non altissimo, va dentro Allen fino in fondo, sotto mano, 2 punti, parziale di 5-0, ma c'è un doppio cambio per Caia. Pronto Monti e Marcaccini dopo il time out chiamato da Phil Malillo. Percentuali di tiro da 3 punti molto alte davvero, soprattutto da parte della Cordivari Roseto, percentuali da 3 punti che invece sono state basse da parte di Roma anche a Bologna, perlomeno nella prima parte di gara, poi sul finale un pochino è migliorata la faccenda. Comunque stasera davvero la Cordivari sta facendo sul tiro da 3 punti, soprattutto di Mario Boni, ma anche dei suoi compagni, soprattutto Gilmore. Finora mi sembra senza errori la sua prestazione, sta tenendo in piedi quello che per ora è un vantaggio però di 4 punti, è stato anche 9 punti poco fa, parziale di 5-0 ovviamente per Roma. 28-24, 6 minuti e 50 al riposo più lungo della partita in questa ultima gara, dicevo, dell'anno 2000. E sta per chiudersi quindi anche il periodo stress durante queste festività natalizie. Si chiuderà proprio nel giorno che segue la Befana, l'Epifania, il giorno 7 gennaio. Qui a Roma ci sarà la formazione della Decco Milano con tanti cambiamenti. È stato esonerato Bianchini, ricordiamo, in questi giorni. Lo scambio intanto fra Shepard e
Fogliera sulla rimessa dal fondo e il pressing anche a tutto campo da parte della formazione di Caia. È rientrato Attruia per Melillo al posto di Gilmour. Lo scambio ora, Nicolai prende cura ovviamente del suo ex compagno Montecatini, l'1 contro 1 di Boni, prova ad andare fino in fondo, cade Boni, il fallo è dell'altro montecatinese. 6 minuti e mezzo, primo fallo soltanto per Andrea Nicolai. C'è la rimessa dal fondo, io credo non era ancora in azione di tiro Mario Boni, quindi ancora rimessa dal fondo, 24 ovviamente secondi per la Cordivari Roseto. 28-24, 6 minuti e 30 come detto, si provvede a asciugare il campo per la caduta di Mario Boni. Boni una stagione e mezza qui a Roma, al rientro dalla Grecia 2 anni fa circa, una stagione così e così. Intanto ancora va a trovare 2 punti, mentre è tornato davvero in un ambiente forse che lo esalta. Intanto Boni ci prova da 3 punti anche lui, va a sbagliare, rimbalzo però di Tonolli e si riapre quindi con 24 secondi. Dicevo, probabilmente l'ambiente ideale per un giocatore come Mario, che ha bisogno del calore vero del pubblico. Forse qui a Roma si è trovato un po' spaesato, lui è abituato alla provincia, anche se ha giocato anche in campi importanti e molto caldi come quello di Salonicco. Da 3 punti Giancarlo Marcaccini, 8 complessivi per lui, la seconda bomba della partita. Si è tornati a tiro di possesso, più 3 per la Cordivari che prende in attacco con il triestino Stefano Attruia. Esce, va a ricevere Shepard, in angolo non esce fuori Boni, Shepard fa fino in fondo, prende la stoppata di Nicolai, la palla resta a mano ancora al Roseto che ha 7 secondi ora per andare al tiro, ci va Boni, trova l'appoggio al tabellone. 2 punti ancora in chiaro stile Mario Boni, 16 punti, più che mai in scia della sua media che ricordo è oltre 26 a partita, 26.8 dalla lunetta. 2 punti risponde Jerome Allen. Dicevo Boni 19 nella gara vinta in casa contro la Linetex nell'ultimo turno, stasera nettamente al di sopra della sua media e anche al di sopra ovviamente dell'ultima gara giocata. Shepard da 2 va a sbagliare, rimbalzo è toccato comunque da Lockhart, però non controllato, lo controlla Roma con Allen e ora c'è Tonolli che si apre, ma Allen va fino in fondo, lo scarico per Monti che non si avvede del passaggio. Questo di solito si dice sempre, una palla persa in questo modo è colpa del passatore, in questo caso probabilmente Monti doveva essere più desto e attendersi in un certo senso lo scarico del suo compagno playmaker numero 7. Si ripropone ancora sul cubo Gilmour, sarà pronto quindi ad uscire un extracomunitario in campo, uno fra Shepard e Jan Lockhart, ancora Truia, quindi tiene il palleggio aperto. C'è anche Mannion, l'altro americano, il quarto americano di questa squadra, che per la prima volta si siede sul cubo, pronto per Melillo, ruba palla intanto Marcaccini, si lamenta un po' Boni, Nicolai fino in fondo, lo scarico per Marcaccini e poi si complicano un po' la vita i giocatori romani, infatti esce un errore alla fine, un passaggio forse di troppo, comunque il passaggio per Marcaccini era troppo lungo. Restiamo su questo più 3, 32-29 per la formazione in maglia nera. Boni ancora prende la lunetta dai 2 punti, il tiro è sbagliato ma rimbalzo ancora d'attacco di Fogliera, deciso il fallo al limite anche dell'antisportivo per Max Monti che spedisce in lunetta Charlie Francesco Fogliera e quindi per 2 liberi. Poi vedremo come si è comportato finora l'ex giocatore di Imola. Il doppio cambio come detto per Phil Melillo, sono entrati Mannion e Gilmour al posto di Attruia e Shepard, pronto anche Sellers per Caia che comunque chiede il cambio ma non verrà autorizzato, credo dal tavolo, quindi pronto Charlie Fogliera che dalla lunetta per ora sta tirando, infatti sbaglia il primo libero, vediamo, per ora Fogliera è fermo a un 8 su 15, 53.3, non ha tirato moltissimo, certo le percentuali non sono davvero tante, non è davvero altissima, è nella media bassa potremmo dire per quel che riguarda il settore dei lunghi. Comunque 0 su 1 per ora per Charlie Fogliera, ancora uno a disposizione per il lungo che ha visto anche per un periodo la maglia azzurra, ha avuto qualche esperienza anche di azzurro con la nostra nazionale. 1 su 2, 33-29, scambio di Tonolli che oggi è la sua 200ª partita in Serie A. C'è Monti che riceve ma vuole coinvolgere Allen che vuole sfruttare il mismatch su Attruia, va ora a ricevere, si apre Monti, porta il blocco, non c'è bisogno, Fogliera lo aspetta, si torna fuori, Allen deve forzare da 3 punti, il tiro è sul ferro, rimbalzo comunque di Monti che andrà fino in fondo, no, scarica per Marcaccini, ancora 24 secondi con molta difficoltà. Roma poco lucida mi sembra stasera in attacco, Caia infatti passeggia davanti alla sua panchina come fosse in gabbia. Da fuori Nicolai, vediamo se si ferma per tirare, no, si va da Allen che prende il fondo, poi chiude bene Fogliera, ancora per Tonolli, può tirare da lì Tonolli, il tiro è lungo, sbagliato, rimbalzo di Monti con fallo
il taglio fuori efficace di Francesco Fogliera, ancora occasione sciupata quindi per Roma, 3-27, 33-29, il cambio ora è autorizzato, esce il capitano romano, torna in campo come ha detto Rod Sellers, secondo fallo per Max Monti che resta comunque sul parquet, problemi di esterni nei falli per il coach pavese che ha avuto poco da Righetti, che ora è seduto in panchina con 3 falli, ha avuto poco per rivalità anche dagli altri esterni, poco da Allen, forse l'unico Marcaccini che con 8 punti almeno in attacco ha fatto cose positive, sta facendo bene anche in difesa, le fiammate di Boni sono arrivate soprattutto con Nicolai che lo controllava, ora ancora Marcaccini, vediamo se riesce a contrastarlo, ci prova, si alza, realizza ancora da 3 punti Mario Boni, in queste situazioni si può fare ben poco, poi Monti commette l'ennesima ingenuità lanciando lungo Allen, ma troppo lungo, prevede un cambio per il coach pavese che non chiama Monti, anzi non chiama Minto, chiedo scusa, ma chiama Tonolli dalla panchina che si alza subito, si prepara anche Guarasci, quindi settore lunghi anche in rivoluzione da parte della formazione abruzzese. Zona intanto per Roma, una zona che è una 2-3 ma che viene bucata subito con Fogliera che si fa intimidire da Sellers, un passaggio che è arrivato comunque a Fogliera e questo è preoccupante per Caia. Va dentro Allen, scarica per Marcaccini, da 3 punti va a realizzare ancora Giancarlo, ispirato stasera il californiano, 11, 3 bombe, 19 intanto dall'altra parte per Boni che si avvicina al ventello addirittura nei primi 20 minuti, 2 minuti e mezzo. Mannion fuori per Gilmore che va a prendere la sinistra e va a prendere il fondo, grande tabellata per George Gilmore. Allen dall'altra parte risponde subito in velocità, botta e risposta a tutto campo per i 2 playmaker che vanno via uno all'altro ma che poi trovano comunque 2 punti, non si riescono a contenere in difesa. Probabilmente Allen può sfruttare in alcune circostanze anche il fisico sicuramente più massiccio rispetto all'ex giocatore del campionato turco, soprattutto ha giocato nel Kasiyaka, nel Darüşşafaka e anche esperienza di Eurolega con il Tuborg Izmir. Intanto ancora Boni, Ballica quota 20, 21 in questo momento, più 6 ancora per la Cordivari. Allen si ferma, va a sfruttare il blocco di Sellers e poi apre per Nicolai, c'è Mannion che lo controlla, Nicolai si alza da 3 punti e la bomba di Andrea Nicolai, 2 su 2 per il giocatore di Montegadini. Poi ancora c'è Caia che ha qualcosa da dire a Marcaccini, io credo, forse per la serie di Boni in attacco, vediamo se riuscirà in questa occasione di possesso offensivo per la Cordivari a contenerlo meglio. Esce bene in taglio Boni ma va dentro invece Gilmore che poi scarica fuori verso Allen praticamente, che raccoglie il pallone, andrà fino in fondo, io spero perlomeno, va da Nicolai. Fallo antisportivo di Pace Mannion, fallo antisportivo di Pace Mannion, fallo intenzionale oggi si chiama così, e quindi produce 2 liberi più rimessa dal fondo. I liberi sono di Andrea Nicolai, 40-37 distanza di possesso quindi per la Virtus Roma, che può essere ulteriormente ridotta con questi 2 liberi, oltre a questo anche il possesso successivo per la formazione della capitale. C'ha qualcosa da dire ovviamente l'ex giocatore di Cantù e di Fabriano. Pace Mannion intanto realizza il primo, Andrea Nicolai. Mannion, pensate, è arrivato classe 61, va detto, è arrivato in Italia tantissimi anni fa, davvero tanti anni fa, a Cantù per la prima volta, giocò 33 gare in Serie A1 con 19.5 a partita, arrivando al campionato praticamente all'inizio, ma già iniziato. Lui che comunque esce, pensate, dal college della Utah University nel lontanissimo 83, scelto con numero 43 assoluto dai Golden State Warriors. Sellers scambia per un attimo, pasticcia e scambia con Nicolai, il fallo di Jan Lockhart che è uno dei giocatori più fallosi del nostro torneo, terzo per falli commessi con 49 e dietro soltanto al tagliato Sanders di Imola, che peraltro quindi non c'è più nel nostro campionato, e a un altro giocatore di Imola, ovvero Cristiano Fazzi, che è secondo in questa classifica dei cattivi per falli commessi. Marcaccini si vuole andare da Sellers e torna fuori ancora da Allen, invece 2 punti da recuperare. Poco fa il lunetta Nicolai, 1 su 2, 52 secondi alla fine dei primi 20 minuti, il blocco di Tonno, si va da Sellers in basso, è un po' lontano, va a prendere il suo semigancio caratteristico nel cuore dell'aria. Il giocatore di Florence trova il suo 6° punto in questa gara con pochi errori, forse nessuno. Buona partita
in questo primo tempo per il pivot romano numero 6. Esce Boni, rimane sul blocco Marcaccini, poi comunque si ricompatta la coppia Boni-Marcaccini, lo scarico ottimo per Guarasci che taglia benissimo dentro l'area. Bravo Boni, bravo Guarasci a tagliare, assist per Mario in questo caso, e Guarasci va a realizzare il suo quarto punto. C'è Allen ora che chiama l'ultimo gioco, 9 secondi dei primi 20 minuti di gara, va a liberarsi per un attimo di Gilmour, subisce il fallo del giocatore americano numero 4 e quindi si tratta ora di lunetta, ma ci sono comunque 4 secondi e 43 centesimi per la Cordivari Roseto. Alla ripresa del gioco, no, non ci sono i liberi, perché comunque questo non è ancora il bonus, forse è il terzo fallo, sì, è il terzo fallo di squadra per la formazione di Phil Melillo, che comunque vuol parlarci sopra, vuole organizzare questo ultimo attacco. Sono tanti nel basket, chiaramente, amici in ascolto, sono tantissimi, 4 secondi e 43, soprattutto per gente molto veloce come Gilmour, e magari anche Attruglia se verrà riproposto in campo. Sono molti anche per una squadra molto organizzata come la formazione di Roseto, che chiaramente da neopromossa e con un gruppo molto solido si è soprattutto affidata alle capacità in panchina di un grande motivatore come Phil Melillo, che tanto bene aveva fatto a Verona, ma pensate era stato tagliato addirittura come allenatore dopo aver condotto la formazione di Verona ad importanti successi. L'anima di questa squadra certamente è Michele Martinelli, il presidente vulcanico della formazione abruzzese, che dopo aver avuto delle stagioni così con la sua formazione di L'Aquila, con la squadra di L'Aquila nelle serie minori, ha preso Roseto e lo ha portato fino alla Serie A1, tra la Serie B e poi la Serie B Eccellenza ovviamente, e poi la Serie 2, vincendola l'anno scorso senza quindi passare dai playoff direttamente in A1. Martinelli, peraltro, ricordiamolo, romano di nascita, da 2 punti va a sbagliare Tonolli e comunque la rimessa era per Roma, quindi ovviamente il 4 secondi era in avvantaggio dei romani. Si chiude così questo primo tempo, questi primi 20 minuti, con il vantaggio di 2 da parte della formazione abruzzese, 42-40 in compagnia con Rete Oro. Fra poco l'ultima parte di gara. In ascolto sugli schermi di Rete Oro per la 13ª giornata della Foxy Cup 2000-2001. Questa è la gara che vede di fronte 2 ambiziose formazioni del nostro campionato. Vale il terzo posto in classifica, che per ora stanno dividendo con la Scavolini Pesaro. Non sappiamo ovviamente il risultato della partita della formazione di Pillastrini, quindi comunque è una partita di cartello, forse la partita più importante del turno, e Roma è sotto dei 2 punti, anche se al primo possesso è l'occasione per andare in vantaggio, non ci riesce con Marcaccini, l'ultimo tocco è di Sellers, quindi la rimessa per Mario Boni, che insieme a Gilmour, Lockhart, Guarasci e Attruglia compone il quintetto di Phil Melillo, quintetto quindi che è identico all'avvio della gara sulla prima palla a 2. Roma invece risponde con il quintetto che ha chiuso, se non sbaglio, i primi 20 minuti, quindi l'ultimo quarto, ovvero Allen, Marcaccini e Nicolai negli esterni. Dentro l'area c'è Tonolli e Sellers, fuori per Attruglia che forse veniva da fuori dal campo. Comunque il suo tiro è sbagliato, rimbalzo lungo, favorisce Allen, prova a spingere in velocità ma recupera bene la formazione di Roseto, non è buono, non entra il pallone, malgrado il disappunto del gran parte del pubblico presente stasera, numeroso, anche se poi ovviamente l'impatto del palazzetto è favorito dalla folta presenza dei sostenitori abruzzesi. Un buon 70%, forse qualcosina in più di presenza è romano, quindi comunque il disappunto per questo errore. Si è guadagnato 2 liberi Jerome Allen, il primo è a segno. Roma è una squadra che tira molto dalla lunetta, è quarta come percentuale dietro a Verona, Pesaro e Varese, ma è dietro solo a Verona come tiri tentati, quindi soltanto quindi la formazione di Harry Williams riesce a tirare più e peraltro segnare anche molto bene, perché come detto è prima dalla lunetta. Errore intanto al secondo personale, Roma si avvicina al minimo ritardo dell'intera partita, il numero 10 in campo Attruglia, scarica per Mario Boni, c'è il blocco di Petar Guarasci e poi il fallo di contenimento di Andrea Nicolai che usa le mani sul suo ex compagno di Montecatini. Nicolai che è rientrato a questo punto da 3 settimane circa qui con Attilio Caia. Stasera ricordiamo che fuori dalla rotazione c'è Gianluca Lulli, nel turnover potremmo dire di scelta tecnica per il coach pavese. Dall'altra parte ricordiamo un'assenza importante, Paolo Moretti, che comunque è stata l'anima di questa formazione da un paio di stagioni ad oggi. Ci prova Boni da 3 punti e ancora un canestro impressionante. Mario Boni davvero stasera molto ispirato, eppure questi erano ferri, erano canestri, erano retine che lui conosceva già ma che non realizzava onestamente
con tali percentuali. Complimenti davvero a Mario, che ricordiamo con molto piacere qui a Roma. Andrea Nicolai, un semigancio vincente per Herr Nicolai. Per lui 9 punti, si avvicina alla doppia cifra, ispirato quindi anche dal confronto con il suo fratello di basket. Gilmore fuori verso Stefano Atruia, lo scambio, ancora il pallone nelle mani del playmaker dell'Ohio, si va da Atruia, l'ex giocatore della Fortitudo spedisce un pallone direttamente in tribuna destinato a Peter Guarasci, va direttamente invece a finire sulla pubblicità a bordo campo, e quindi Roma recupera un pallone e ancora con 2 punti da recuperare va dentro Allen, chiude bene il fondo e poi giustamente la palla finisce fuori. La difesa di Gilmore e poi gli aiuti sistematici sul playmaker nelle sue penetrazioni sono eccellenti stasera per il coach americano, italo-americano della formazione della Cordivari, e sta trovando molte difficoltà Allen. In attacco è fermo a 9 punti, ma comunque ha pasticciato molto. Boni si ferma per un attimo, passi di partenza, andava bene forse il suo primo tiro, poi ha esitato, ha fatto una finta, è partito male, forse non c'era passi ma l'ha fatto vedere male, e quindi tra l'altro il pubblico protesta, vuole il tecnico nei confronti dell'ala di Codogno. Allen, il blocco di Sellers alto, cerca di liberarsi Nicolai dalla marcatura strettissima di Stefano Atruia, riceve ora la guardia numero 13 ex Benetton Treviso e va fino in fondo, tenta perlomeno di andare a prendere la linea di fondo, poi Sellers che ha un buon tiro da lì, lo sbaglia, tocca Tonolli, l'ultimo tocco a nostro giudizio di Boni, non è d'accordo con noi di Modica che insieme a Borroni sta dirigendo questa gara. 7:25 alla fine del terzo periodo, un periodo che per alcuni versi può essere quello di importante, spesso in questo campionato in molte gare è stato il periodo più importante. Gilmore si alza subito da 3, il tiro è da lontano, è sbagliato, Roma fatica, prende questo rimbalzo, lo controlla Nicolai, poi spinge in velocità. Nicolai peraltro autore di un rimbalzo importante anche a Bologna, poi comunque in quell'occasione durante i tempi regolamentari ha subito tanti, ma davvero tanti di quei falli che hanno aperto qualche polemica, non chiamati, poi addirittura è uscita fuori una palla persa per Roma, come ora c'è stata ancora la palla persa di Allen che ha pestato con il pallone stavolta la linea di fondo. Cambio nelle guardie per Phil Melillo, rientra Pace Mannion al posto di Stefano Atruia, quindi Gilmore ora come playmaker e Mannion nelle funzioni di guardia, anzi molti giocatori di esperienza, quindi potremmo dire a questo punto, con Boni classe 63, Mannion classe 61. Boni sbaglia ma rimbalzo a fatica, è controllato da Allen che pure si distingue in campionato per le sue rimbalzi difensivi. Ancora Allen apre il palleggio, non riesce ad andare in velocità la Virtus Roma, il doppio blocco a favorire il playmaker, e poi ancora Tonolli che ha una mezza idea, si butta dentro, lo scarico per Sellers, scarico del Sellers, avete sentito il disappunto del pubblico. 45-43, 6-19 al terzo riposo di gara e anche ultimo. Mannion alla rimessa con Gilmore, il numero 4, che ha ancora 2 punti di vantaggio. La formazione di Roseto sul fondo esce per ricevere ma intercetta il passaggio destinato a Gilmore. Giancarlo Marcaccini stasera utile, la guardia ala di Santa Monica, davvero utile nella sua prestazione soprattutto difensiva, anche in attacco è andato benino perché è in doppia cifra, è l'unico in doppia cifra per l'ADR con 11 punti. Pronto Alex Righetti contro il falli e se non sbaglio nessun punto, anzi 2 liberi per lui nel primissimo periodo, ovviamente appena poco prima di commettere i falli che a questo punto sono più dei suoi punti. Palla persa, l'intercetto era sembrato abbastanza evidente, non per Di Modica ovviamente, quindi rimessa per Roma e esce Marcaccini, un po' di riposo per il californiano. Alex Righetti riprende il suo posto contro i falli a 16 minuti dalla fine della partita, infatti mancano ora 6 alla fine del terzo periodo. Scambio fra Sellers e Tonolli, i due lunghi, si vuole coinvolgere Allen dentro l'area per sfruttare il suo mismatch in pivot basso su Gilmore, poi Righetti tira dentro una preghiera verso Tonolli che trova con molta difficoltà e ha un pizzico di fortuna 2 punti. Non è fluido certamente l'attacco romano, non è un attacco armonioso e efficace come era stato invece in precedenti occasioni, ma d'altronde Roseto è squadra che non si trova casualmente con 8 vittorie nelle gare giocate, nelle 12 gare giocate. Peraltro le gare perse le ha perse alcune di questi davvero sul finale, quindi comunque una squadra che ha sempre giocato benissimo in questo campionato.
boato del pubblico a salutare l'inchiodata, la seconda della partita per Alessandro Tonolli. Sulla parità dà il vantaggio ora di 2 all'ADR, ricorre il time out Firmalillo, 47-45 su questa splendida schiacciata in contropiede per Alessandro Tonolli. Il capitano lascia ancora il segno e arriva a 10 punti, arriva anche lui quindi nella doppia cifra. Sono molti vicini alla doppia cifra anche Allen Nicolai con 9, dall'altra parte 24 per Mario Boni. L'unico in doppia cifra distaccatissimo c'è Gilmour con 8 e poi 4 punti a testa per Atruia e Guarasci, poi anche Lockhart, Shepard e Fogliera referto ma con poco, quindi a 5-13 come detto Roma si affaccia avanti nel punteggio, se non sbaglio la prima volta in questa partita, e sì è la prima volta, il primo vantaggio assoluto di questa 13ª giornata. Difficile non più del previsto, onestamente una gara equilibrata e aperta non più di quanto si potesse attendere, perché comunque è una è una partita fra due formazioni che dividono il primo posto utile dietro le tritatutto bolognesi che si sono confrontate nel derby, ricordiamolo, con un meno 37 clamoroso a vantaggio chiaramente della Kinder, a svantaggio dei campioni d'Italia. Un po' di pressing, nulla di fatto comunque dopo il pressing a tutto campo sulla rimessa per la formazione del coach pavese. Pace Mannion, l'ex Fabriano, va a cercare in taglio sul fondo di Atruia che esce, poi vuole il blocco di Lockhart, batte bene Nicolai che non riesce a contenerlo. L'ultimo tocco è ancora, anzi la palla rimane in campo con Tonolli che in qualche modo controlla il pallone insieme ad Allen. Nicolai ci proverà da 3, anzi fa saltare Mannion, poi ci va, sbaglia, rimbalzo lungo, ancora il primo ad arrivare è Atruia. Allen non si aspettava ci fosse Atruia alle sue spalle, probabilmente anche in fazione di campo a mio giudizio, perché Atruia veniva dal campo d'attacco e non aveva messo prima il piede in campo nella metà campo difensiva, quindi ma queste sono cose da rivedere alla Moviola. Non c'è Moviola, non c'è comunque nel basket la Moviola, non sarebbe stata probabilmente neanche necessaria in questa circostanza. Un primo fallo intanto per Alex Tonolli, rimessa ancora, comunque siamo ovviamente non in situazione di bonus. Roma ha 2 falli con questo di Tonolli, soltanto uno per gli avversari di Roseto, e si infuria intanto Caia ancora in panchina, vuole maggior pressione soprattutto sulle palle ferme, sulle rimesse dal lato e dal fondo. Atruia batte ancora Nicolai, se ne fa beffa facilmente ma Nicolai contiene bene poi il suo passaggio da 3 punti. Gilmour è beffato lui dal ferro stavolta, rimbalzo romano con Allen che ora può andare in velocità, farsi riscattare per l'errore di distrazione di poco fa che ha concesso il recupero da parte di Stefano Atruia a metà campo. Righetti, c'è Pace Mannion, potrebbe batterlo in 1 contro 1, non ci va, lo scambio Tonolli-Allen, pick and roll non chiuso, Sellers dalla lunetta, il tiro è vincente e siamo a più 4 per la formazione di Roma, per la Virtus Roma. Sì, non cambia il tabellone, 49-45, 3-40, Mannion esce, l'ex giocatore anche della Benetton Treviso da extracomunitario, ricordiamo che lui è italiano in questo momento per matrimonio, quindi gioca a tutti gli effetti da connazionale. Fallo in attacco per Jan Lockhart, il numero 14 in maglia nero-verde, vediamo, è al suo terzo fallo, vediamo se lo cambia. Sì, chiaramente Melillo ricorre al cambio fra extracomunitari, esce appunto Lockhart, al suo posto rientra Jeff Shepard, si abbassa il quintetto, ora in numero 4 praticamente c'è lo stesso Shepard o Pace Mannion, vedremo probabilmente quest'ultimo. C'è Tonolli infatti che ora chiede a Caia gli accoppiamenti difensivi da effettuare almeno nella propria metà campo difensiva, quindi sul prossimo possesso rosetano. Allen quindi alla guida del suo quintetto, Guarasci ora si prende cura di Tonolli, no, c'è Lockhart che è rimasto in campo, chiedo scusa, per cui non c'è un cambio nei lunghi, rimane in campo comunque, è uscito Gilmour quindi a far posto a Shepard in campo nel quintetto di Melillo. Sbaglia intanto purtroppo Roma in attacco con Tonolli. Atruia, il palleggio rimane aperto, sempre più 4 per Roma che ora deve contenere l'assalto ennesimo degli abruzzesi. Esce Shepard, abruzzesi per la verità che ora in campo hanno solo un italiano di Trieste che è ben lontana dall'Abruzzo. Da 3 va a sbagliare Shepard, l'ex Benetton Treviso, colpisce il primo ferro, rimbalzo romano con Jerome Allen, bello pallone dentro verso Sellers che però va a sbattere prima su Lockhart, poi su Mannion che comunque commette fallo su di lui. 2 liberi, no, forse solo rimessa perché comunque è il secondo fallo di Pace Mannion e ancora il credo secondo fallo anche di squadra. È rientrato Mario Boni e a dire il vero forse a Roseto è mancato qualcosa nel tacco in questo momento.
è comunque mancato qualcosa in questo momento in cui lui aveva andato in panchina a prendersi un po' di riposo. Subito da 2 punti, chiedo scusa, va a sbagliare Marcaccini, ma il più lesto stavolta è il riminese Alex Righetti. Vuole cercare Sellers, difesa d'anticipo sul pivot di Florence da parte di Jan Lockhart, il giocatore delle Bahamas, ex Roma, ricordo. Allen pick and roll con Marcaccini che esce fuori, Righetti in taglio in vantaggio su Shepard, dalla lunetta si alza, è sbagliato il suo tiro, ma buono il canestro, interferenza a giudicare dalla segnalazione di Borroni. Vediamo se è così, non cambia il tabellone, forse semplicemente interferenza da parte di un giocatore dell'attacco, per cui non è segnalato, non è dato il canestro, ma palla persa alla formazione di Roma. Sì, a toccare la retina il ferro è stato un giocatore romano, quindi non è comunque nulla di fatto, è una palla persa per Roma. Boni, il blocco di Jan Lockhart si apre, aiuta su di lui, giustamente, bravo Di Monica. Noi eravamo favorevoli come posizione per avere un giudizio più obiettivo su questo pallone. Si lamenta Boni, probabilmente lui non si era accorto e comunque il suo era l'ultimo tocco. L'arbitro siciliano ha accolto questo fischio in maniera secondo me giusta, o comunque quindi occasione sciupata per la Cordivari di riavvicinarsi nel punteggio. Allen sembra di panico, va a tabellare sbagliando, rimbalzo di Guarasci. Roseto è la squadra che concede meno ai rimbalzi, davvero meno, perché in assoluto la squadra che concede meno rimbalzi difensivi, offensivi e ovviamente totali dell'intero campionato. Davvero una squadra che forse concede anche delle alte percentuali, e per questa ragione girano pochi rimbalzi, però comunque lascia pochissimo agli avversari. Ora però Boni non lascia nulla nell'attacco della sua squadra, trova ancora un fallo della difesa, ricomincia da dove aveva lasciato, si era fermato a 24, ora si presenta a lunetta con 2 personali che possono ancora riavvicinare Roma, che non ha pienamente approfittato dell'assenza dell'ala lombarda dal campo. Un altro evento, sbaglia un libero Mario Boni, ancora un secondo ovviamente a sua disposizione, 1,5 alla fine dei primi 30 minuti di gara, 0 su 2, questo è davvero una rarità, quasi da eclisse. Si va in basso da Sellers ora, 1 contro 1, fuori per Marcaccini che si alza subito da 3 punti, il tiro è lungo, secondo errore da lontano, forse un po' forzato, consecutivo per il californiano. Attruglia, vede lo spazio, va dentro verso Shepard e poi Boni dall'altra parte, anche lui si prende il suo riscatto, la sua rivincita, realizza il -1 ancora per la sua squadra, arriva vicino al trentello, 27, ricordo record del campionato per Vincenzo Esposito con 46 punti, il suo avversario nella classifica dei cannonieri. Marcaccini deve liberarsi di Shepard e poi il fallo di Atruia sulla palla quasi vagante destinata ad Allen che non si scompone minimamente, raccoglie questo fallo, non c'è ovviamente ancora Lunetta e questo solo il terzo fallo della formazione di Roseto. Doppio cambio ancora per la Cordivari, altro ex che non avevo ancora notato per la formazione di Roseti, Pierfrancesco Betti, direttore sportivo e dirigente quindi della squadra rosetana, è stato anche lui con Attilio Caia sulla panchina e nei dirigenti di Roma alcune stagioni fa. Un saluto a Pierfrancesco. Rimessa dal lato per l'RDR Roma con Sellers che va a trovare spazio per la schiacciata su Charlie Froiera. Ottimo Sellers, trova bene, viene pescato bene con ottimo passaggio battuto. Non era facile trovare l'angolo giusto in questa circostanza. 51-48, si va verso l'ultimo, anzi siamo dentro l'ultimo minuto e si va verso l'ultimo periodo di gara. Guarasci, il blocco per Shepard, l'aiuto di Sellers, recupera sul canadese, poi ancora l'americano va fino in fondo, appoggia. 2 per 4 complessivamente per Jeff Shepard. Allen, ultimi 17 secondi e ultimi assoluti perché non ci saranno poi secondi nelle mani di Roseto, quindi mangerà tutto. Ora 10 secondi, Allen tiene il palleggio aperto, il blocco di Sellers, si ferma per Marcaccini che va a cercare guai, infatti scarica per Sellers, il semigancio dell'americano è sbagliato, Tonolli raccoglie il rimbalzo, sirena, nulla di fatto, si resta così. Ora è +1 per Roma, 51-50, è emozionante, finale, fra poco, pochi consigli dalla regia e poi ancora su Rete Oro, l'ultimo quarto di gara. E siamo qui ancora, Antonio Luisi alla cronaca di questa gara, 13ª giornata, 51-50, ultimi 10 minuti di partita, molto avvincente, molto equilibrata nel punteggio, con Roma che regala subito la prima palla a 2
Guarasci e Shepard confezionano il vantaggio ora di 1 per gli ospiti. Ultimi 10 minuti in grande equilibrio stasera, come deve essere d'altronde far due squadre di vertice. Shepard spende un fallo passando sul blocco di Sellers. A subirlo il fallo è Alessandro Righetti, secondo fallo per l'americano numero 18 della formazione ospite stasera qui al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Marcaccini fuori per Tonolli, fuori ancora per Allen, ultimi 14 secondi, Fogliera va in aiuto, Allen semina tutti, poi lo scarico per Righetti, Marcaccini può tirare comodo e crossare. Non c'era Batistuta per la correzione di testa in questa circostanza e raccoglie invece Roseto. Da 3 punti Shepard dà ancora il vantaggio di 4 e si incendia il palazzetto, la metà o poco meno che è destinata ai tifosi di Roseto, quindi Roma ancora torna sotto nel punteggio di 4. Ovviamente ci vuole pazienza per affrontare questo attacco, non c'è fretta, manca una vita e la partita è equilibratissima. Ci va da 3 punti a rispondere subito Jerome Allen, 3 per l'ex Penn State University e per lui sono 12. Punteggi ben distribuiti da parte di Roma, dall'altra parte non si può dire altrettanto, ovviamente c'è Mario Boni in campo. Gilmore, Shepard, taglio di Boni sul fondo che vediamo se esce, controllato da Marcaccini. È il momento di Jeff Shepard che va a trovare il fallo del giocatore, vediamo numero 12, forse sempre Marcaccini, c'è ancora il cambio intanto per Attilio Caia. Toglie ancora Marcaccini, quarto fallo anzi di Righetti, il fallo precedente, è rientrato Nicolai come dicevo al posto di Giancarlo Marcaccini. Lo scambio fra Gilmore e Guarasci, Mario Boni. La difesa ora è a zona schierata 2-1-2 o 2-3, comunque molto adattata sicuramente da parte di Attilio Caia, che ha problemi di falli, ha problemi anche sicuramente nel contenere le spuriate dell'attacco, ma in questo caso le ottime mani del giocatore nativo della Georgia, Jeff Shepard, che è is on fire nel suo momento di grande transagonistica, ha trovato diversi canestri in questo periodo e Tonolli risponde in qualche modo, momento invece in cui gli attacchi vanno funzionando dopo che il terzo periodo si era chiuso con un 11-8, pensate, a vantaggio di Roma, dal 45-2 dell'intervallo di metà partita al 51-50 del terzo periodo dei 30 minuti. Shepard ancora si alza da 3 e ancora un canestro, come ha detto è il momento suo, non c'è dubbio, è assolutamente il momento dell'ex giocatore della Benetton Treviso, che poi schernisce anche un pochino in difesa Alex Righetti. Vantaggio di 4, da 3 ancora Allen, il tiro è lungo, Sellers raccoglie, il fallo forse di Sellers, vediamo, no, si resta in attacco dice Borroni e il fallo è della difesa sul tagliafuori, il canadese di Niagara Falls, Peter Guarasci, l'ex giocatore anche della Fairfield University, quindi con esperienza americana, oltre che nel campionato italiano a Pesaro, l'anno scorso era a Francoforte, quindi in quello tedesco. Per lui quindi il fallo che ha consentito ancora a Roma il possesso offensivo, con 4 punti da recuperare per Jerome Allen, che va a seminare prima va a commettere fallo in attacco, si è liberato con il braccio lontano dal pallone, secondo l'arbitro Giovanni Di Modica della provincia di Ragusa. È una palla persa per Roma, 7-18, comincia a essere preoccupante, non nel punteggio ma comunque la gara è ancora aperta, ma certamente il trend ora è passato di nuovo a vantaggio della formazione abruzzese. Sempre la zona 1-3-1 adattata da parte di Caia da attaccare, stoppata pulita su Shepard che ha chiesto forse troppo alle sue atletiche. Va Righetti a chiudere sotto mano, vincente, buono il canestro aggiuntivo per l'ex giocatore della Pepsi Rimini. L'azzurro Andrea Lunetta con la potenziale azione da 3 punti che può ancora riavvicinare Roma al minimo ritardo. 7 minuti tondi, tutti da vivere, non cambiate canale assolutamente. C'è Righetti in lunetta per l'aggiuntivo, 2 da recuperare per l'ADR, 60 Cordivari, 59 ora Aeroporti di Roma. 7 minuti. Gilmore, il palleggio valica la metà campo, ora ancora sempre la zona che tanto bene ha fatto e tanto male ha fatto, se vogliamo, la PAF, che non è riuscita ad attaccare nell'ultimo turno. Tonolli deve effettuare meglio la rimessa, Boni comunque in questo caso si fa beffe ancora della difesa romana, si infila dentro, si arresta, 2 per Mario, è arrivato a 29. La rimessa ora per la DR viene perfezionata, ancora 3 lunghezze per gli ospiti, 62 a 59.
si va da Righetti molto alto, esce Nicolai in fondo, esita per un attimo, poi raccoglie in vantaggio su Boni, c'è l'aiuto anche di Shepard, si cerca Sellers, ma Nicolai deve forzare, fuori ancora per Sellers che deve aprire su Righetti, deve tirare Alex, ci va da 3, sono 3 liberi con il fallo di Shepard, commette il fallo, il suo terzo fallo Shepard, che certamente è in una situazione di transagonistica, molto gasato, forse anche per questo ha commesso questo fallo che è avvenuto dopo il tiro, ma comunque ancora in fase di esecuzione del tiro per Alex Righetti. Le regole nuove da qualche anno impongono comunque 3 liberi anche finché non si è ricostituita l'originaria posizione di partenza da parte del tiratore, quindi alla ripresa del time out, dopo il time out chiamato credo da Melillo, ci saranno i 3 liberi del potenziale pareggio per Alex Righetti. Ricordiamo che continua il tour de force delle feste natalizie, non soltanto a tavola per gli amici in ascolto, ma anche per i ragazzi qui del basket, della Serie 1 di basket, della Fox Cup, con il prossimo turno che si giocherà domani per chi segue questa partita dagli schermi di Rete Oro. Domani 2 gennaio saremo a Verona sul campo della Müller di Harry Williams e la partita poi, ricordo, verrà trasmessa da Rete Oro dopodomani, il giorno 3, mercoledì alle ore 20:30 come sempre. Rinnovo ancora una volta e lo farò poi anche in chiusura gli auguri a tutti gli amici che sono in ascolto per un felice 2001 e auguriamoci anche che questa gara finisca in maniera positiva per la Virtus Roma. Per ora deve recuperare 3 lunghezze e sono 6 minuti e 22 secondi al fischio finale. Righetti ha un terzo del lavoro, 6 punti per Alex a lungo in panchina, ricordiamo ora 4 falli ma 3 dopo pochissimi minuti di gara. Il secondo personale per Alex, anche questo va a bersaglio, ce n'è un terzo, segnala Borroni e poi c'è rimbalzo. Si prepara l'azzurro e anche questo è a bersaglio, 3 su 3 per Alex Righetti, parità ricostituita a quota 62. George Gilmore che ormai non vede più panchina e davvero gioca a lungo certamente in questa squadra, oltre volte si è alternato durante questa partita in regia con Atruia, ma è un po' che conduce lui. Va dentro, prende la stoppata di Sellers, ottima comunque la penetrazione per Gilmore, ma Sellers è stato ancora più bravo. Nicolai ancora uno scarico verso Righetti, l'appoggio, trova l'angolo giusto, 2 al vetro per Alex, 10 complessivamente per lui, 8 dei quali nel secondo tempo, quindi negli ultimi 2 quarti. 5 minuti e 45, ancora l'attacco alla zona che dopo qualche difficoltà trovata da parte di Roma e attacchi ben distribuiti per la formazione di Roseto, giustamente piede per Righetti, quindi ancora 24 secondi in attacco per la Cordivari. Dicevo, dopo qualche difficoltà e qualche canestro concesso in avvio di questa zona da parte della formazione di Caia, poi ha trovato qualche difficoltà la squadra di Melillo effettivamente, e si ricorre ancora a un time out. Siamo tornati con il vantaggio per l'ADR 64 a 62, quindi si è ribaltata la situazione di poco fa che vedeva avanti anche di 4 lunghezze la Cordivari. Ora quindi ancora Roma si affaccia davanti, ma il possesso, come avete visto alla ripresa del time out, è per la formazione di Phil Melillo, che affronterà nel prossimo turno del 2 gennaio sul proprio campo la formazione del momento, potremmo dire, la Kinder Bologna, che ha superato nel derby, come detto, ampiamente la formazione dei campioni d'Italia in maniera abbastanza clamorosa. Peraltro la formazione di Bologna della Virtus, che era andata a un passo dalla sconfitta anche sempre con la Virtus Roma sul proprio campo. Ricorderete tutti certamente la vittoria solo dopo un tempo supplementare, dopo che Roma ha avuto più volte l'occasione per chiudere il match. Davvero sarebbe stata straordinaria la doppietta in terra bolognese in questo campionato, che probabilmente non si era mai verificata nella fila della formazione di Roma. Tiraccio intanto di Shepard, ma proprio perché è un tiraccio il peggio messo nel tagliafuori, ovvero Charlie Fogliera, raccoglie il rimbalzo, trova 2, pareggio, 5-19. Difesa invece individuale per il coach americano di Newark. Fuori si va da Righetti, esce in taglio Nicolai, sfrutta il blocco di Sellers e poi comunque tiene il palleggio aperto, si apre Tonolli, ancora il blocco di Sellers, da 3 punti Andrea Nicolai, ferro, il rimbalzo è dell'attacco della difesa, chiedo scusa, la rimessa della difesa, l'ultimo tocco era di Alex Righetti. Equilibrio davvero, 5 minuti, perfetta parità, questo è un tempo supplementare, 64 pari. Gilmore scambia con Shepard,
Ancora attacco circolando ovviamente il pallone all'esterno per Shepard che apre fuori per Foyera. Non è un gran tiratore da quella posizione, ma ci smentisce con 2 punti dal mezzo angolo Charlie Foyera, anzi qualcosa di in più di un mezzo angolo, perché era quasi sulla linea dei 3 punti. Ancora sotto di 2 punti per la DR. 4 minuti di passione finali, 4 minuti e mezzo. Allen, il blocco di Tonolli, torna fuori ancora, la difesa è molto aggressiva e molto efficace di Milillo, taglia ancora Nicolai, in vantaggio, Tonolli deve segnare questo canestro, ci riesce, risponde al suo avversario di reparto con altri 2 punti, 4 minuti e 20, 66 pari. Jeff Shepard, scambio tra gli esterni, ancora Gilmore e Shepard, Foyera forse ci riprova, ancora là fuori per Shepard che prende invece l'1 contro 1, lo scarico fuori per Boni, deve uscire Tonolli, ci va da 3, Mario Boni realizza, vuole anche il fallo, non c'è, 3 punti di vantaggio per gli ospiti. Boni implacabile, davvero implacabile, 2, 4, 6 conclusioni pesanti, probabilmente un paio di errori, non di più. Righetti, il blocco di Sellez, scambia ancora fuori con Tonolli, deve provare, non deve esitare da quella posizione, infatti la troppa esitazione ha portato all'errore, fallo poi della difesa. Il canadese Peter Guarasci non è convinto, ma comunque riconosce questa sua infrazione fallosa. Bonus quindi lunetta per Alex Righetti, 2 liberi neanche a dirlo, importantissimi. Ha sbagliato il punteggio ovviamente d'equilibrio Boni con la bomba di poco fa. Vediamo Righetti ora se riesce quantomeno ad avvicinare alla sola lunghezza di ritardo la sua formazione. Alex realizza il primo personale, 11 complessivamente, il migliore per Roma rimane comunque sempre con 14, anzi diventa con 14 Alessandro Tonolli, a 12 si è fermato Allen da un pochino, sbaglia il secondo ma raccoglie il rimbalzo Tonolli e il possesso ora nelle mani di Roma. 3 minuti e 40, secondo errore dalla lunetta per Alex Righetti che rimane comunque uno dei migliori da quella posizione del campionato. Tonolli non riesce a raccogliere l'errore di Sellez, ma comunque la palla finisce nelle mani sempre di Righetti che tira da 3, ancora un errore. Tonolli, quarto possesso di fila per la DR, si infuria, ma sono rimbalzi lunghi, effettivamente la responsabilità non è dei giocatori dentro l'area ma è dei piccoli della squadra abruzzese, anche se si infuria in panchina Phil Melillo che vuole maggior determinazione al rimbalzo per i suoi. Righetti ancora, vediamo se questo quarto possesso può andare a bersaglio. Ancora lo blocco di Sellez, poi la stoppata presa, raccoglie il pallone, va fino in fondo, il tiro è buono, sono 2 punti secondo Borroni. C'è discussione al tavolo, onestamente non ci sentiamo di emettere un giudizio perché il frastuono ci ha impedito di ascoltare la sirena. Certamente il tiro, sono 2 punti, sì. Borroni consegna la parità ancora a quota 69, non sono d'accordo Betti e Melillo. Probabilmente il tiro è stato scoccato nei 24 secondi, poi la sirena ovviamente ha suonato e la regola dice che se c'è canestro è buono, se c'è rimbalzo è rimessa dalla difesa. 3 minuti 03 secondi, ancora perfetta parità, pathos finale come mai in questa stagione qui a Roma, seppur i finali al Caldio Palma punto a punto ne abbiamo visti diversi qui su questo campo. Quasi uno sfondamento di Boni che poi pasticcia, non sa cosa fare, tira e realizza, tutto facile per Mario Boni, sembra il basket tutto facile vedendolo giocato da Mario Boni. Ancora 3 punti e davvero grande coraggio. Comunque vada questa partita, davvero Boni merita senza dubbio il successo che sta avendo questa stagione nel nostro torneo, in particolar modo il successo con questo club. Allen va dentro, lo scarico per Sellers, trova 2 punti Rod Sellers, 12 per lui, ottimo lo scarico dell'americano di Roma, uno da recuperare, 2-10, poco più. Gilmore per Shepard, ancora Gilmore, il palleggio ora di Shepard che vuole l'1 contro 1 per andare fino in fondo, ma ovviamente non c'è 1 contro 1, c'è la difesa a zona, si alza ancora Boni, il tiro è corto ma raccoglie ancora Foyera. 2 palle vaganti praticamente o quasi rimbalzi catturati da Charlie Foyera, momenti decisivi della partita. Complimenti al nativo di Cesena. 3 punti non vanno, ma c'è il tiro da 3 comunque che consegna sul fallo di Gilmore 3 personali a Jerome Allen dopo questo time out chiamato da Roseto. 1:49, chiaramente il tempo è tantissimo ancora, non si può
non si può assolutamente dire nulla in questa circostanza. 3 punti di vantaggio con 3 liberi per Allen alla ripresa è ovviamente un bottino incoraggiante per Roseto, ma chiaramente non definitivo, soprattutto con 1 minuto e 50 da giocare. Vedremo se Allen riuscirà a realizzare tutti e 3 i liberi. Vediamo anche come sta andando, è andato molto bene in avvio di questo torneo, di questo campionato. Allen dalla lunetta poi è un po' calato, a onor del vero, nelle sue percentuali. È fermo per ora con un 69.8, 44 su 63. Pensate che aveva avuto nelle prime giornate anche un quasi 100% assoluto, con 1 o 2 errori durante le prime 3-4 partite, quindi poi è calato decisamente. Ha avuto comunque Allen in generale una flessione nel suo rendimento durante la parte centrale di questo girone di andata. Ultimamente si è decisamente ripreso, qualche gara sicuramente molto positiva in attacco, sicuramente una gara positiva non soltanto in attacco ma come regia quella di Bologna, con davvero tanto gioco creato per i suoi compagni, che in molte circostanze non l'hanno neanche concretizzato a dovere, con percentuali di tiro piuttosto basse. La sua percentuale di tiro comunque rimane bassa dalla lunetta stasera, 0 su 1 al primo tentativo, non implacabile da quella posizione davvero, è uno 0 su... no, è un 1 su 2 per ora. Ultimo tentativo, quindi ultimo tiro per Jerome Allen, questo va a bersaglio, 2 su 3 e -1 con il possesso però delicatissimo per la Cordivari Roseto. Probabilmente ritorno a difesa individuale così per Attilio Caia, pressing sul portatore di palla che è Gilmore, va da Shepard, controllato da Righetti, apre il palleggio l'americano, 1 contro 1, lo scarico, poi tenta un tiro, bravo Shepard, perché comunque è arrivato il fischio dell'arbitro e se scaricava non sarebbero stati liberi, no, forse comunque, perché non c'è bonus per Roma, quindi comunque no, viene data comunque la rimessa. Ha ragione Boni in questo caso a protestare, ha ragione Boni a protestare, perché comunque non c'è bonus per Roma. Poteva essere rimessa se avesse effettivamente scaricato il pallone Shepard, ma il fallo è arrivato secondo me sull'azione di tiro e lui ha tirato. Infrazione di campo abbastanza evidente, non chiamata, rimane comunque il possesso nelle mani di Roma. Nicolai si alzerà da 3 punti, no, va fino in fondo, scarico per Tonolli, attacco ragionato per l'ADR, 1 punto da recuperare, palla persa in maniera banale e si infuria Filmelillo sulla sua panchina. Ale va fino in fondo, l'appoggio sbagliato, Fogliera, terzo rimbalzo importantissimo in questa partita per il giocatore nativo di Cesena. E ultimo minuto che sta entrando in questo preciso istante, ma Shepard non ci pensa su 2 volte, consegna il vantaggio massimo, tiene a distanza di 2 possessi l'ADR, 77-73. Finale che è voltato decisamente in questo modo a vantaggio di Roseto. Ancora Nicolai, bisogna inventare un altro miracolo ora probabilmente, vediamo se si va da Sellers, 1 contro 1 di Sellers, trova il tiro e trova il canestro. 40 secondi ora per la formazione ospite, ne mangerà credo gran parte dei 24 a sua disposizione, poi andrà a un tiro che se realizzato potrebbe dare davvero il successo finale alla formazione di Michele Martinelli. Vediamo, esce Shepard, andrà lui stesso credo alla conclusione perché mancano 8 secondi, si alza da 3, questo è il colpo del KO, non c'è dubbio, il colpo del KO. Mario Boni, autore di 35 punti, ma 20 punti di Shepard assolutamente eccezionali. Decisivo Jeff Shepard, complimenti a Roseto, stasera ha tirato con percentuali da 3 punti altissime, esce probabilmente con un successo anche se manca ancora molto e Roma ha dato dimostrazione a Bologna di ribaltare anche situazioni assolutamente compromesse, però comunque stasera Roseto uscirà vincente, non ci sono dubbi, perché si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Complimenti a Filmelillo, non è una meteora questa formazione di Roseto. Per passare sull'impianto del Palazzetto dello Sport di Via Tiziano ci voleva una squadra, probabilmente sta per cadere per la seconda volta l'imbattibilità del campo casalingo dell'ADR, mentre non è ancora caduta, ricordiamolo, e questo è un altro elemento da non sottovalutare, il campo di Roseto, e l'accoglienza del pubblico certamente è molto alta da quelle parti. Quindi sta per cadere dopo Siena, probabilmente Roma uscirà sconfitta in questo spareggio per il terzo posto. Peccato, viene così vanificata la importante vittoria di Bologna, ma comunque 20 secondi, vediamo come vengono utilizzati, bisogna andare al tiro molto rapidamente, è un tiro anche pesante. Allen va a cercare lo scarico per Sellers, trova i 2 punti Sellers, fallo sciocco di Mario Boni, il fallo è sciocco per Mario Boni davvero, c'è un aggiuntivo per Sellers e poi 10 secondi
e 41 centesimi alla sirena conclusiva. Il basket riserva tante imprese, chiaramente ha riservato nella sua storia tantissimi colpi di scena e ci sentiamo di poterlo sperare ancora, anche se onestamente mi sembra che Roseto è perfettamente concreta e assolutamente cosciente della sua grande occasione. Shepard, bisognerà fare fallo, si va sul giocatore della Georgia e quindi 2 liberi per Jeff Shepard, e in questo caso si può andare a vedere certamente quanto ha il lunetta Jeff Shepard. Ah no, no, niente, perché questa è rimessa e quindi neanche un'altra pessima notizia per la formazione di Attilio Caia, che è stata avvantaggiata a Bologna da una situazione simile con un fallo di Minto. Ora però è stata purtroppo svantaggiata e si sono mangiati di fatto poi complessivamente 4 secondi prima di spedire il lunetta a un giocatore con la maglia nera. Si tratta ora di Gilmore, questo è il quarto fallo, anzi il quinto fallo dell'ADR, e quindi 2 personali per Gilmore, che se sbagliasse uno dei 2 ovviamente in caso di rimbalzo di Roma, di possesso di Roma, terrebbe ancora aperte le speranze della formazione della capitale. Gilmore è corto, il primo libero è corto, 6 secondi e 25. Chi può essere il tiratore scelto dai 3 punti? Nicolai, Marcaccini, Allen. 0 su 2, attenzione, Sellers, Allen subisce fallo. Allen, non capiamo Gilmore, ci scuseranno gli amici di Roseto, ma con 2 punti di vantaggio a 6 secondi dalla fine non riusciamo a capire questo fallo commesso, e bastava solo un contenimento. Mi è sembrato di capire che avesse proprio l'intenzione di commettere fallo. Allen non è un fenomeno dalla lunetta, attenzione, non sta andando benissimo. 2 liberi importanti questi, sbaglia il primo. Era già successo in altri casi. Comunque Allen è un giocatore veramente eccezionale, il campione italiano ha trovato una stella del torneo, però ha questa pecca, momenti caldi, fallisce liberi importanti, poi sbaglia apposta. Marcaccini raccoglie il rimbalzo. Borroni a mio giudizio sbaglia, in questo caso Borroni a mio giudizio sbaglia, perché comunque consegna per l'invasione di campo di Marcaccini stesso la rimessa alla formazione ospite, che vince questa gara, anche se onestamente con un finale assolutamente ingiustificabile, un po' per la scelta di Gilmore, un po' per la scelta di Borroni. Comunque esce quindi con successo dall'impianto del Palazzetto dello Sport Veneziano, fra gli applausi e il giubilo da parte del suo pubblico, la Cordivari Roseto 80-78, successo quindi che la proietta alle spalle delle bolognesi. Roma rimane a guardare in questa circostanza, saluta il 2000 con una sconfitta, un 2000 che è stato comunque positivo nella sua seconda metà, certamente non positivo nella sua prima parte fino alla ultima estate, positivo con il successo della Supercoppa, quindi comunque invece a ottobre c'è stato un momento anche di grande esaltazione. Stasera non è andata bene, 80-78, ci sarà occasione ancora per rifarsi durante il prossimo anno, nel 2001 ovviamente, per la formazione della capitale. Peccato, occasione sciupata davvero, e anche se rimane il rammarico per questa decisione finale di Borroni, non vogliamo ovviamente togliere i meriti, che sono tanti, alla formazione di Melillo, però forse il rimbalzo di Marcaccini poteva essere legittimo. 80-78, andiamo con gli individuali. 8 punti per Gilmore, 4 per Attruglia, 35 per